Buongiorno, sono Paola Bellaminutti e in questo laboratorio per Friuli Doc ho preparato un kit che ci aiuterà a realizzare una lettera miniata con foglia d'oro e acquerello. Successivamente passeremo alla descrizione completa di quello che faremo in questo laboratorio. Nel frattempo vi presento la mia attività, che è quella di una bottega artigiana sita a Basaldella di Campoformido, dove oltre ad insegnare l'acquerello, le lettere miniate, presento vari corsi, base dell'affresco, pittura a olio, pittura materica, gli stessi corsi che poi insegno in scuole, strutture private e strutture anche a carattere sociale, dove prepariamo dei progetti particolari, anche in una struttura psichiatrica, e quindi i progetti vengono realizzati a seconda degli alunni e delle persone, che vogliono imparare o delle tecniche o proprio realizzare dei progetti a tema. E il mio percorso come artista mi porta a essere iscritta a associazioni nazionali e internazionali, collaboro con artisti da tutto il mondo. E oggi sono qui a offrire la mia esperienza per realizzare questa letterina miniata. Allora, il primo passaggio è la scelta della carta, il secondo è creare un passepartout, perché se uno vuol fare tutto l'alfabeto, deve semplificarsi un po' la vita, quindi si appoggia così, si fa il riquadro. Su questo riquadro si ricalca una lettera che avete precedentemente già preparato su un foglio a parte, mai disegnare direttamente sulla carta d'acquerello, perché se voi cancellate si stressa la carta e quando andate a dare l'acqua e il colore uno si stabilizza e poi vengono le macchie indesiderate, e quindi si fa il disegno a parte, poi si mette dietro il foglio da disegno o una carta grafite, non carta carbone, non carta copiativa, perché è sporca e stabilizza il segno. Se non avete questa carta, passate con una matita grassa, che può essere una B, una 4B, dipende quello che avete in casa, passate dietro e create voi la grafite. Dopodiché ricalcate il disegno. Quando il disegno è pronto, cominciamo ad utilizzare l'acquerello e vi faccio vedere subito come si utilizza. Voi lo troverete già pronto, perché altrimenti non ce la facciamo in 2 ore, ok? Faccio solo vedere. Poi andiamo a trasferire il bolo, che è questo, che è un'argilla. Allora, ho già spiegato, è un'argilla e di solito si unisce, si usa come legante la colla di coniglio nel restauro e bisogna utilizzarla a bagnomaria. Non possiamo usare fiamme libere, quindi utilizziamo un bolo acrilico, va bene? Il risultato è lo stesso, diciamo che non lavoriamo come nel restauro. Su questo bolo viene data una missione, si chiama così, che in questa caso è a base d'acqua, scusate, e rimane appiccicosa anche per 48 ore. Quindi questa riceve la foglia d'oro che andremo successivamente a dare. E la tecnica della foglia d'oro oggi qui è molto semplificata, perché altrimenti dovremmo usare la pietra d'agata e tantissimi attrezzi che non possiamo certamente fare in 2 ore, ok? Quindi semplifichiamo un po' il tutto in modo tale che voi portiate a casa la vostra letterina. Ecco, la cartellina, come ho detto a loro, mettetela magari dietro la schiena, perché è un peccato rovinarla, perché vi servirà per portare a casa la vostra letterina. Ecco, e se venite qui io vi faccio vedere come si utilizza, come si crea, questo fondo con l'acquerello. Allora, tutti quanti avete un pennello numero 1. Quando si usa l'acquerello, ora questa è una tavoletta d'acquerello professionale, è della Winsor & Newton, non è il classico Godet. Attenzione anche lì a prendere degli acquerelli di buona qualità, perché altrimenti il pigmento rimane in superficie, quando lo toccate poi sporcate tutto. Quindi questa è una carta che si presta molto per fare questi lavori. Io vado a bagnare proprio leggermente la mia carta e inizio subito con l'acquerello in questo modo. Carico. Capite che bene, io faccio veloce, ma se vi facevo fare questo lavoro le 2 ore andavano via per fare
questo lavoro. 2 pennelli, con uno do il colore, con l'altro do l'acqua. Chiaramente gli effetti, se voi vedete tutte le letterine, sono diversissime tra loro. Attenzione, non è il colore che va a riempire la superficie, ma è l'acqua che scontra il colore e lo trasporta. Solo così si ottiene un acquerello fresco e dinamico. Con questo carico il colore, con questo trasporto l'acqua. Se vedi, questo lo tocco solo nell'acqua. Vedi? Posso anche tornare indietro, avete anche la tavoletta per creare altri effetti. È l'acqua che lavora, mi raccomando. Per questo pennello è sempre pulito, sempre con l'acqua, perché quando io finisco non devo mai lasciare i pezzi scuri, perché poi si stabilizza e non riesco a muoverli. Io adesso ho fatto veloce, però vedete che già così si stabilizza. Quindi cosa succede? Prendo di nuovo il colore per evitare, ecco, lo carico e lo metto lì sulla parte stabilizzata, così. Posso caricare anche maggiormente, tocco sui bordi, quindi carico il colore, carico il pigmento e poi di nuovo con l'acqua. Se qualcuno di voi vuole provare, questa è la tavoletta a disposizione. Tutto a mano libera, mi raccomando, non si usano stecche, non si usano maschere. Se sbagliate è ancora più bello perché è artigianale, va bene? Ecco, quindi così non lasciamo stabilizzare il colore, l'acqua, uso dei campi chiari, dei campi più scuri. Se voglio dare delle luci sull'acquerello, prendo solo l'acqua e faccio delle aperture in questo modo. Ecco. Adesso è tutto molto accelerato, altrimenti non riesco a farvi fare lo step successivo. Ecco, se bagno, se sporco, faccio così, non succede niente. E vado avanti. Volete provare? Qualcuno vuole provare? Non succede niente se sbagliate, non mi arrabbio, Potete... Bravissima, vieni. Ti lascio al mio posto. Allora, metti un po' d'acqua prima, così. Qui. Sono abituata a lavorare a destra, per cui mi sembra strano andare a sinistra, scusa. Così. Bagni magari questo pezzettino solo al centro e adesso lavori col pennello. Qui è più denso, al centro è più leggero. Vai, vai, tranquilla che nessuno ti sgrida. E se anche voi se volete provare, tranquillamente. Quando si fa un acquerello serio ti trovi ad avere la mano come Edward Mani di Forbice, con 5-6 pennelli, perché non devi perdere il colore, non devi scaricarlo nell'acqua, quindi è molto importante. Se è troppo lo recuperi, scarichi il pennello con l'acqua e poi riprendi il colore. Forse c'è troppa acqua. Sì, prendila. Brava, così, vai, vai tranquilla, la prendi e la scarichi qui. Ecco. Attenzione a non usare il pennello con il colore perché altrimenti lo riempi. Basta, basta, vai, prosegui su un altro pezzo. Ok. Eh sì, ecco. Brava, vedi che bel fiorellino. È bellissima quella luce, perfetta. No, no, non si tocca tanto, via. È l'acqua che deve lavorare, ok? Dobbiamo lasciare lavorare l'acqua proprio sul nostro pigmento. Il bolo rosso, avete tutti nella tavolozza una porzione, diciamo, di questo bolo. Io l'ho già preparato diluito, allo stato naturale e argilloso. Si usava una volta anche nelle fotografie per riempire i negativi, per riempire i difetti delle pellicole. È proprio un'argilla. Quindi con questo bolo, il pennellino che avete vicino, riempite la lettera come da campione. Avete la fotocopia e avete la letterina originale. E vi conviene attaccare sempre con lo scotch su un supporto la vostra letterina. Io vi ho già preparato i supporti, perché? Perché potete girare senza sollevare il foglio, quindi va molto meglio, va bene? La prima mano la date leggera, poi ne date una successiva, va bene? Così? Ok, due quindi. Sì,
Sì, 2 mani, anche 3, dipende quello che vuoi fare. Più mani dai, più spessore prende perché è un'argilla. Allora, bisogna fare attenzione a uscire il meno possibile, ma anche se uscite un pochino, è un laboratorio, quindi si impara lavorando. Non succede niente, diventa solo più artigianale il lavoro, va bene? Allora, qui diciamo che i bianchi restano tali, poi ci sono i blu e i rossi. Arrivate fino al blu. Lui ha una lettera abbastanza difficile. Sì. No, non sopra, lasciate il blu perché l'apertura, qui non c'è ma lì c'è. E anche qui c'è l'apertura, è molto più bello così. E lei deve mettere anche sulle foglioline del fiore, perché ha una lettera un po' diversa, sì. Successivamente poi metterci un po' di blu, quando però è molto asciutto il bolo, va bene? Perché chiaramente vai a intervenire su una superficie che è già stata creata, magari giochi un pochino così, e così anche se si aprono, diciamo, altre con qui. Sì. Vuoi venire qui che così l'asciughiamo? Attenta quando l'asciughi che non parta il colore, sai? Sì. Grazie. Sì. Metti pochissimo perché il bolo hai visto quanto è avanzato. Lo metti molto distante, lo metti di qua perché poi mettiamo il bianco di là alla fine. Se qualcuno ha bisogno di aiuto mi chiama, vado avanti un pezzettino sulla vostra letterina. Bene, puoi dare molto bene, puoi dare la seconda mano? Sopra, vado? Sì, vai dai. Allora, quando passate alla missione, fate attenzione che il pennello sia ben pulito. Ora carichi al centro così e diventa più semplice. Poi ti avvicini al bordo piano piano. Per, diciamo, al largo. Sì, vedi quel minimo. Ecco. Che ti aiuta anche a poi puoi fare ancora un po'. Sì, esatto. E metti sempre quando carichi al centro. Così, perché è più semplice, anche più bello perché diventa, diciamo, con un po' di volume, no? Centrale. Ti avvicini piano piano, anche qui, vai giù vado a così. perfezionare, diciamo. Sì, esatto. Perché, prego, è preferibile che si veda poi un po' di rosso piuttosto che vedere l'angolino bianco. Attenzione alla missione, perché se trascinate questo prodotto sul foglio, incollate tutto, incollate la mano, incollate tutto, va bene? E resta, diciamo, appiccicoso almeno per 48 ore, forse anche più, se la carta non lo assorbe. Dipende molto anche dalle condizioni. Quando è pulito, adesso Martina passa con la missione, rifai lo stesso procedimento facendo attenzione a non trascinare con la mano questo prodotto. Non mettere tantissimo subito come il bolo, perché se ti rimane la bollicina bianca non possiamo mettere la foglia d'oro. Deve essere completamente trasparente. Sì.
missione per doratura ed è diciamo una colla molto trasparente, molto leggera. È a base no, la prendiamo lì, è a base d'acqua. C'è anche quella a spirito ed è di colore rosa, è ad alcol, ma ha dei tempi diversi e poi bisogna pulirla con l'alcol al 99,9, è tutto un procedimento diverso. Mi raccomando sempre la punta in questo modo, cioè noi dobbiamo recuperare la punta perché ce n'è tanto di volo ancora, vedi? Porta pazienza perché finché non è pulito fai così. L'oro si presenta, la foglia d'oro, in due modi principalmente. Quello adesivo, ci sono dei foglietti adesivi e quindi basta schiacciare e la foglia aderisce, oppure c'è la foglia d'oro, questa che si usa per restauro, diciamo, è fatta in foglietti di questo tipo. Allora, una spiegazione è indispensabile. E come tutti i metalli, rischia di essere ossidata al contatto con la mano, dipende dal pH delle persone. Io non ho questo problema perché ormai so da anni e posso toccarla, è impalpabile. Se vedete che resta la vostra impronta sulla foglia d'oro e si verifica un alone verdastro o bluastro, vuol dire che dovete fare più attenzione e usare possibilmente il pennello. Questo è un procedimento accelerato della foglia d'oro, come vi ho spiegato prima. Di norma, quando si fa la doratura delle lettere miniate, c'è bisogno di tantissimi attrezzi, tra cui la pietra d'agata per brunire l'oro, un tappetino in velluto per tagliarlo, ci sono parecchi prodotti. Noi acceleriamo questo procedimento, il risultato è ugualmente buono. La foglia d'oro è leggerissima, quindi vola e si disperde. Abbiamo anche un piccolo aspirapolvere vicino proprio per recuperare i pezzettini. Ecco, puoi appoggiare qui. Se avessimo fatto come prima anche la cornicetta, potremmo attaccare il foglietto intero. In questo caso possiamo romperlo. Come vi ho detto poco fa, io lo posso fare perché ho un pH molto basso, vedete che non si attacca. Adesso ti faccio provare un pezzettino. Se vedi che si attacca nella tua mano dovrai usare il pennello, prova per un pezzettino. Si attacca. Ok, allora cominciamo con i foglietti un po' più grandi in questo modo, creiamo l'adesione. Ci facciamo aiutare dal pennello, meno si tocca e meglio è. Dove non c'è la missione non attacca assolutamente. Non è venuto mettere comunque prima il bolo per rendere Il bolo, sì, se tu metti tante mani di bolo ti viene proprio la lettera tridimensionale, è bellissima. Comunque attaccava sulla carta la missione? No. Ha bisogno della base? No, ha bisogno della base di bolo, okay. Anche perché la carta ci assorbe, quindi non avrebbe avuto questa perfezione. Quindi si fa molto dolcemente prima, si fa aderire lei non attacca dove non c'è la missione, per questo è importante farla bene la missione, perché basta una macchiolina e si stabilizza anche l'oro. Ecco, ora prendiamo il nostro vaso dove raccogliamo i vari pezzettini. Anche quelli si possono utilizzare chiaramente per campiture molto piccole. Ecco. Ora lavoriamo sui bordi. Se avessimo la pietra d'agata
dovremo cominciare a brunire l'oro sui bordi per creare delle sfumature. È sufficiente anche così. Ecco, adesso qui ci sono delle parti rossastre. Si possono lasciare volutamente, o se vuoi la lettera proprio perfetta, adesso torni con il pennellino a dare la missione solo lì. Anche se ti va un pochino sulla foglia d'oro non cambia nulla, perché tanto viene ripreso ugualmente. Devo stare attenta a non mettere le dita lì sopra. Prendo questo pezzettino e lo metto qui. Ecco. Adesso vedrai che ci sono delle parti dove non hai messo la missione. Come ho detto a lui, se vuoi vai con la colla solo lì e poi rifacciamo questo procedimento, va bene? Brava comunque, molto molto brava. Bisogna essere molto leggeri perché altrimenti graffiamo troppo la foglia d'oro. Ma se vuoi puoi anche lasciarla così, sai, non è che sia indispensabile. Allora, dipende dai tempi, se vuoi fare anche il bordino in foglia d'oro devi dare il bolo anche qui, poi devi dare la missione, poi torni qui che mettiamo la foglia d'oro, altrimenti possiamo passare direttamente all'ultimo passaggio che vedi lì con i puntini bianchi, va bene? Il tempo c'è, se vuoi provare, ecco. Ecco cara, a chi tocca? Perfetto, bene. Facciamo gli stessi passaggi che penso tu abbia ascoltato, no? Mentre parlavo, altrimenti mi fai pure delle domande. Si tocca il meno possibile, sai? Ecco, lì non hai messo, quindi lì non prende. Se volete fotografare i passaggi per memorizzarli, fate le foto con il cellulare dei vari passaggi che avete realizzato oggi. Devo rifare Sì. meglio il contorno. Sì, ma si può fare, è meglio, guarda, è meglio rifarli in un secondo tempo piuttosto che caricare troppo. No. Devi lasciarla asciugare naturalmente, altrimenti rischi di asciugarla troppo e di dover rifare il lavoro. Ecco. Sì, sono belle, sono molto raffinate. E poi vedi, adesso puoi intervenire nuovamente. È meglio stare un pochino dentro. Ecco, sì. Adesso vai solo lì, no? Ecco. Visto perché c'è la cassetta, perché altrimenti ci riempiamo d'oro. Sì, magari faccio anche il bordo così. Sì, va bene, vai, ce la fai coi tempi. Benissimo. Benissimo. Poi li puoi recuperare Sì, in qualche modo? sì, Ok. sì. Cosa si possono fare? Si possono usare anche i vari pezzettini. Adesso per una questione di estetica e di tempo usiamo i foglietti interi perché così vedete come si utilizza. Ecco, adesso puoi fare sui bordi in questo modo, proprio Più così. veloce, Sì, così. e pulisci tutti i bordini. Ecco. Sì, fatto bene, brava. Ecco, adesso butti dentro i pezzettini lì e se vuoi anche tu fare la cornicetta o come preferisci. Sì, penso che la farò se c'è tempo. Sì, guarda, è importante dedicare l'ultima mezz'ora a fare... Sì. Così. Perfetto, tranquilla, faccio io. Sto attaccando ovunque. Non spaventare.
guarda. veramente? Sì, sì, è sottilissimo. Pensate che cioè, viene battuto, si chiama proprio battioro, quello che fa la foglia d'oro, e viene battuto alla lamina fino a renderla così sottile. C'è un laboratorio a Venezia. Battioro proprio si chiama. Faccio adesso. Allora lo accompagni così un pochino, no? Ecco, qui Mhm. potresti anche utilizzare quei pezzi lì, ma non c'è problema. Prendi pure un altro pezzettino e vai avanti lì. Sì, sì, sì. Più grosso. Oh, guarda, ecco, vedi, si può fare tranquillamente questo lavoro, ti aiuti magari con il pennello, così. L'importante è non andare mai sulla missione con il pennello, perché altrimenti poi sì, un po' spezzi. la- Sì, vedi che anch'io facevo prima. Sì, ma anche quei pezzi lì, Anche sai, questo? sì, 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 e anche questo, guarda, questo pezzo qui, vedi, perché Sì. non si attacca dove, te che ti faccio. Ecco, questo lo puoi utilizzare lì. Bene. Che hai un bel pezzettone. Bravo, si fa anche così con il pennello. Ecco. Prima coi polpastrelli, no, e poi con il pennello. Proprio così fai. Ok. Adesso puoi fare con il pennello. Vado Bene. così? Sì, 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 sì. Ah, vedi lì. Ecco lì, lo torni a dare, non c'è problema. Sembrava di avergli dato. Sì, perché sai, se c'è poco bolo, Mhm. la carta lo assorbe, Mm. perché il bolo crea uno strato, un'argilla, su come un lettino, diciamo, per la foglia d'oro, no? Se invece tu lo fai direttamente su questo, o sei velocissimo prima che lei lo assorba, però sì, non ha lo stesso effetto, sai? Perché intanto che voi lavorate vi spiego anche il perché del bolo rosso. Mhm. C'è il bolo rosso, il bolo giallo, il bolo nero, il bolo blu e il bolo verde. Dipende dal metallo, diciamo, che andiamo ad appoggiare sulla nostra superficie. Ci sono le cornici in argento che, se vogliono essere molto molto luminose, hanno bisogno del bolo azzurro sotto, perché riflette. Quando voi mettete la vostra lamina d'oro o d'argento è così sottile che riflette quello che c'è sotto. Quindi se abbiamo l'azzurro dà un argento molto molto spaccato, diciamo. Se vogliamo un argento antico dobbiamo mettere il bolo verde o il bolo nero. Esatto, riflettono e quindi danno movimenti diversi poi alla superficie. Il rosso sull'oro chiaramente dà l'effetto di un oro più antico. Se avessi usato il giallo sarebbe risultato un oro più falso, diciamo, troppo chiaro.